Si abbracciano commossi. Alice Pretto lo spiega candidamente di non essere ancora pronta a lasciare Luigi Gorza, amministratore delegato di Ardra Canello di Padova, alla presidenza del gruppo giovani di Confindustria Veneto Est. Imprenditori e dirigenti giovani sono considerati quelli compresi fra i 18 e i 40 anni di età. Gorza avrà 4 vicepresidenti da ogni territorio confederale: Mattia Bettin per Padova, Sara Racchello per Treviso, Marco Rossi per Rovigo e Ludovica Vittoria Viotto per Venezia. C'è un'altra fresca neoeletta in sala, la presidente Carron della Confederazione Senior di Veneto Est, preoccupata dal quadro generale della crisi comunitaria in atto. Il Veneto ha un numero importante di aziende legate sia al tema auto ma anche alla componentistica. È circa l'8% del PIL nazionale le industrie che lavorano nell'automotive, quindi indirettamente diventa un problema legato anche alla forza lavoro delle nostre aziende, perché un po' le auto tedesche e francesi parlano veneto, perché molta componentistica arriva da questa regione e per cui andiamo sicuramente a incidere sia sulla forza lavoro ma anche su quella che è sempre stata una nostra forza, che è l'export, e quindi una crisi tedesca diventa anche una crisi nostra. Germania in crisi economica, Francia in crisi politica. Se loro battono in testa, diciamo, come funziona l'Europa? In effetti i due grandi paesi che hanno sempre tracciato la via oggi sono in una difficoltà molto grave e la Germania per la prima volta va a elezioni anticipate. Per noi in Italia è un po' un'abitudine, per loro è uno shock, ma questo è anche legato al clima che si è generato dopo alcune scelte che l'Europa ha fatto. In tutto questo l'Italia ha un valore competitivo perché noi abbiamo il governo più stabile, quello che ha detto le cose con maggiore chiarezza, anche sull'automotive, in particolare sull'automotive. Il ministro Urso e il governo Meloni hanno detto bisogna rallentare, bisogna vedere che cosa sta accadendo e scegliere di conseguenza, e io mi auguro che Germania e Francia in questo ci seguano.